Clinica universitaria, un titolo che da oggi in poi potrà fregiarsi il reparto di nefrologia, dialisi e trapianto dell'ospedale San Bortolo. Claudio Ronco diventa così professore ordinario con una chiamata per chiara fama, visti i suoi meriti scientifici nella ricerca. È un momento importante per il nostro ospedale, per la nostra città, spero per l'Università di Padova e per tutto il Veneto e per me personalmente. Diventare professore ordinario nella più antica università libera del mondo significa un grande onore, un grande orgoglio e una grande responsabilità. Insomma, è un giorno straordinario, un grande balzo culturale per l'ospedale e per la città, ancora più di un traguardo, un punto di partenza. Nel reparto di nefrologia il direttore Claudio Ronco all'assistenza ha affiancato la didattica e la ricerca e ora l'ottenimento del titolo universitario significa allargare ancora di più la reputazione dell'ospedale vicentino a livello nazionale e internazionale. Noi pensiamo che il nostro istituto possa portare in dote all'università tanta ricerca, tanta didattica, tanta esperienza maturata negli anni che già altre università straniere hanno utilizzato come sede, tra l'altro, per la formazione dei loro medici. Oggi l'Università del Veneto, l'Università di Padova, diventa a tutti gli effetti un enorme contenitore all'interno del quale anche l'eccellenza vicentina trova la sua posizione. Ormai l'area universitaria si respira da più di qualche anno, oggi si concretizza appunto con l'avvio definitivo di tutto questo progetto. Certo è che questo conferma ancora una volta l'eccellenza della sanità veneta. Essere orgogliosi a questo punto? Beh, assolutamente sì, orgogliosi del fatto che poi si curano meglio i cittadini in Veneto, si vive di più. Il reparto di nefrologia è il fiore all'occhiello dell'ospedale San Bortolo, tanti successi della ricerca con nuove speranze per i pazienti. Abbiamo ridotto i tempi di dialisi grazie ai nostri studi sulle dialisi ultrabrevi, dalle 12 ore per sessione fino a 4 e anche 3 ore per sessione, quindi cambiando la vita dei pazienti e stiamo cercando di cambiarlo ulteriormente studiando un sistema indossabile di dialisi. Abbiamo cambiato veramente il destino dei bambini molto piccoli creando un'apparecchiatura Carpe Diem che è un'apparecchiatura per la dialisi dei bambini neonati i cui successi oggi sono noti in Europa dove abbiamo ridotto di oltre 2/3 la mortalità di questi neonatini. E così il direttore dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulle Malattie Renali, quello che da oggi è il professor Claudio Ronco, corona un sogno, chiude il cerchio di una storia iniziata tanti anni fa. Dovetti lasciare l'università tanti anni fa per motivi economici, dovevo sopravvivere, dovevo guadagnare e oggi rientro in quella università che ho lasciato forzosamente tanti anni fa e questo per me è un motivo di orgoglio, di onore e anche di grande soddisfazione, il coronamento di una carriera.